Perché almeno 16.000 veneti sono stati riscontrati nel sangue valori di PFAS elevati ed alterazioni della pressione, i dati del nono rapporto regionale sulla popolazione dei 30 comuni interessati, truffati dalle banche, risparmiatori pronti alla piazza il 19 aprile, manifestazione per chiedere lo sblocco dell'accordo sul ristoro. Ragazzina francese di 12 anni in gita a Venezia si getta dalla finestra di un albergo, il professore le aveva sequestrato il cellulare per punizione, viva per miracolo. Picchiata nel bagno della scuola del Bullo di 9 anni che l'ha perseguita per tempo, vittima una coetanea, finita al pronto soccorso, la denuncia di una mamma del Veronese. Baby gang a Venezia, mentre il cerchio si stringe attorno ai responsabili, immortalati anche in un video le parole del patriarca: la vita non è un videogame, dice ai ragazzi. 3 imprenditori di Adria sono agli arresti domiciliari per frode fiscale, la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture false per 20 milioni di euro. Europee, la reggiana Sabrina Pignedole, la giornalista e consulente della Commissione Antimafia, la capolista nord-est del Movimento 5 Stelle, l'annuncio di Luigi Di Maio. In mostra disegni e documenti unici di Federico Fellini a Padova è l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il secolo dalla nascita del maestro del cinema italiano, molto legato anche a Venezia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano l'inquinamento da PFAS, perché sono dati preoccupanti quelli che emergono dal nuovo bollettino della Regione sullo screening. Sentiamo. Ecco, evidentemente c'è qualche problema con il servizio, chiedo alla regia se è possibile vederlo. No, ci sono dei problemi. Allora, parliamo ora dei truffati dalle banche e del fondo di ristoro per i risparmiatori, perché il prossimo 19 di aprile le associazioni che nei giorni scorsi avevano firmato l'intesa con il governo andranno a manifestare a Montecitorio. Non è possibile tenere bloccata la legge con la quale sarebbero risarciti migliaia di risparmiatori truffati dalle banche, ha detto Matteo Moschini, avvocato che guida il movimento Difesa del cittadino veneto. E proprio con l'avvocato Moschini ci colleghiamo ora in diretta a Treviso. Buonasera avvocato. Pronto avvocato, buonasera, mi sente? Buonasera a lei e a tutti gli spettatori. Buonasera, allora. Sì, la sento? Sì. Allora, il prossimo 19 di aprile scenderete in piazza, voi tutti delle 17 associazioni che nei giorni scorsi avevate detto sì, avevate dato il via libera all'accordo con il governo per il fondo di ristoro. Perché ora questa protesta? Ma protestiamo contro l'inerzia del governo e contro il modo con cui stanno appunto gestendo la questione dei rimborsi ai truffati dalle banche. Siamo stati ricevuti lunedì a Palazzo Chigi dal Premier Conte e dal Ministro Tria, ci è stata sottoposta una proposta che riteniamo buona, su 19 associazioni hanno votato favorevolmente a questa proposta in 17, il Premier Conte uscendo dalla stanza ha affermato che nel Consiglio dei Ministri del giorno successivo sarebbe stata emanata la normativa, non è stato emanato nulla. Abbiamo invece sentito il Ministro Di Maio che ha dichiarato che senza l'accordo di tutte le associazioni non se ne farà nulla. A nostro modo di vedere è un modo appunto di lavorare assolutamente incomprensibile e irragionevole, e se appunto si andrà avanti in questo modo la proposta non verrà mai approvata, perché è assolutamente impensabile che ci sia sempre l'unanimità fra 19 associazioni. E poi
poi se su 19-17 dicono sì, ovviamente deve vincere la maggioranza, altrimenti è solamente un modo per prendere tempo e non emanare la normativa in materia di rimborsi ai truffati dalle banche. Voi chiamate a raccolta i risparmiatori truffati, l'appuntamento dunque è per il Venerdì Santo a Roma. Esatto, sì, Venerdì Santo a Roma, piazza di Montecitorio dalle 11, stiamo appunto organizzando questa manifestazione, saranno presenti, confidiamo appunto molti risparmiatori e andiamo appunto a protestare contro il governo per la mancata approvazione della normativa. Ecco, grazie allora all'avvocato Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino del Veneto. Noi ora vi proponiamo il servizio che avevamo lanciato in apertura relativamente all'inquinamento da PFAS, perché come avete sentito dai titoli sono davvero allarmanti i dati che emergono dal nuovo bollettino della Regione sullo screening. Sentiamo. Nel dicembre 2017 è stato appurato che la falda che passa sotto i miei piedi è irrimediabilmente compromessa. Dopo 40 anni di esposizione, ai FAS si sono ammalate persone di tutte le età, nonne, genitori e figli. Ad almeno 16.400 cittadini del Veneto, residenti in 10 comuni vicentini, 7 padovani e 13 veronesi, sono stati riscontrati nel sangue valori di PFAS elevati e alterazioni della pressione arteriosa o degli esami bioumorali, creatinina, acido urico, colesterolo, trigliceridi per citare i più conosciuti. Parla così il nono rapporto della Regione sul piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione dei 30 comuni veneti inquinati da PFAS. Troppi occhi si sono chiusi, troppi controlli sono stati omessi. Ora non c'è più tempo. Tuteliamo l'acqua, l'ambiente, noi stessi. Le concentrazioni nel sangue di PFAS aumentano con il passare del tempo trascorso nelle aree inquinate. Sono risultate maggiori nel sangue di adolescenti e adulti maschi dell'area rossa A rispetto alle donne. A tutti è stato suggerito e offerto gratuitamente un percorso di approfondimento di secondo livello. Abbiamo dovuto rinunciare a coltivare il nostro prezioso orto. Producevamo verdure, marmellate e conserve, convinti di nutrirci in modo sano. La scoperta dei FAS nell'acquedotto e nel nostro pozzo ci ha cambiato la vita. È terribile scoprire di esserci autoavvelenati a nostra insaputa a causa di mancati controlli delle istituzioni. Il colesterolo è il parametro con più valori fuori scala e con percentuali che aumentano con l'avanzare dell'età. I cittadini no PFAS si rivolgono nel loro ultimo video ai presidenti di tutte le regioni d'Italia. Salvaguardare l'ambiente è un nostro dovere, è un imperativo etico e morale sul quale si gioca il futuro delle nostre famiglie e dell'Italia intera. Aiutateci ad agevolare e velocizzare l'iter normativo che ponga limiti pari a 0 per tutte le sostanze inquinanti quali i FAS. L'autonomia del Veneto, datore di Quartesolo, dove ha inaugurato la nuova caserma dei Carabinieri, il ministro Erika Stefani torna a pungolare tutto il governo. C'è un contratto, ha detto, più chiaro di così non si può essere. Non solo Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. La richiesta di autonomia differenziata continua la sua marcia in tutte le regioni d'Italia. Il Piemonte ha un testo predisposto. Proprio venerdì la conferma e la presentazione del dossier sul tavolo del Ministero, retto dalla vicentina Erika Stefani, da parte della Regione Liguria. Ma alla finestra ci sono anche Marche, Umbria e Campania e interesse è stato manifestato da altre regioni. E nella settimana in cui il presidente Luca Zaia ha spiegato a Roma le ragioni del Veneto davanti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, il ministro Stefani, datore di Quartesolo, dove ha inaugurato la nuova caserma dei Carabinieri, torna a far sentire la sua voce. Questi sono dei dati chiari che devono essere ovviamente rappresentati come tali a tutto il governo, quindi non solo la Costituzione, non solo il referendum, non solo l'istanza territoriale, ma vi è anche un contratto di governo. Quel contratto di governo dice che si devono perseguire e si deve dare una risposta alle richieste di autonomia. Io penso che più chiari così non si possa essere. Il vento che spinge Veneto e Lombardia è forte del voto di un referendum popolare.
In Veneto si moltiplicano le iniziative a sostegno del progetto, non ultima la mozione votata a larga maggioranza dal Consiglio Comunale di Vicenza giovedì. Vedo grandissime iniziative a livello territoriale che vanno dalle amministrazioni, iniziative anche nella cittadinanza. La richiesta di autonomia, ripeto, è una richiesta forte, non è solo una richiesta identitaria, è che si è capito che l'autonomia può dare delle risposte chiare in termini di responsabilità e di valorizzazione del territorio, ed è una soluzione per tutta l'Italia. Ragazzina francese di 12 anni in gita a Venezia si getta dalla finestra di un albergo. Il professore le aveva sequestrato il cellulare, lei come il resto della classe, per punizione. Ora è viva per miracolo. È ricoverata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Una ragazzina francese di appena 12 anni, in gita a Venezia con la scuola, si è lanciata dal primo piano dell'albergo nel quale alloggiava, dopo che il professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore fatto nelle camere. L'episodio risale a giovedì scorso, ma è stato reso noto solo ora dai carabinieri. I genitori sono arrivati a Venezia dalla Francia per assistere la figlia, che sarà presto sentita dagli investigatori. Secondo la testimonianza delle due compagne di stanza, la studentessa, che pare abbia problemi di instabilità emotiva, dopo il rimprovero del docente, un dialogo concitato e il ritiro del cellulare, si sarebbe chiusa in bagno aprendo la finestra e lanciandosi nel vuoto, un gesto che poteva avere un epilogo tragico, proprio nella giornata in cui Papa Francesco, ricevendo in udienza agli studenti di un liceo classico della capitale, aveva invitato i giovani a liberarsi dalla dipendenza del telefonino. Il pontefice ha definito il cellulare una droga, esortando i ragazzi a non avere paura del silenzio. Ed una bimba che frequenta la terza elementare in una scuola del Veronese è finita al pronto soccorso a causa delle lesioni procurate da un suo compagno di classe. Dopo 18 ore di controlli è stata dimessa con 5 giorni di prognosi. La madre ha denunciato che da 3 anni sarebbe presa di mira da un suo coetaneo. I referti medici dell'autorità giudiziaria del pronto soccorso sono stati appunto trasmessi all'autorità giudiziaria. Secondo il racconto della donna, la bambina era in bagno, si stava lavando le mani al termine delle lezioni verso le 12:30 quando il solito compagno di classe l'ha prima spinta violentemente da dietro facendole sbattere la pancia contro il lavandino, poi l'ha picchiata al corpo e alla testa facendola andare a sbattere contro un armadio e finendo poi con darle un calcio. Diffuso il video della baby gang che ha aggredito 3 coppie a Venezia. L'assessore comunale alla sicurezza: questi comportamenti vanno ben oltre la bravata. Sentiamo. Si sentono grida, parolacce, pianti disperati nel video che sta facendo il giro del web e che vede i membri della baby gang protagonisti dell'ultimo episodio avvenuto a 2 passi dal ponte di Rialto, quando sono state aggredite 3 coppie di fidanzati. Ora il poliziotto! Là, tranquillo, però lì con la bottiglia in mano. Non è capace di... Il cerchio su questi violenti giovanissimi si sta chiudendo. I fatti stanno degenerando. Su questo però vogliamo dire alla gente, come già ribadito in altre occasioni, mezzi di informazione, che ci stiamo lavorando e assieme a noi, alla Polizia Locale, ci sono le altre forze di polizia, c'è l'autorità preposta, compresa la Procura, Prefettura, e in questo senso contiamo di poter chiudere il cerchio decisamente a breve, anche delle prossime ore forse. Si sono compiuti degli atti che rientrano non più in quelle che possono essere sciocchezze che riguardano le solite scorribande, ma dei reati che hanno un profilo penalistico e che quindi prevedono delle misure molto più importanti, molto più incisive, e quello che ci auguriamo, dato l'evolversi delle situazioni, e anche dato il fatto che insomma questi ragazzi non possono e non devono pensare di rimanere impuniti per quello che fanno. Nel video si vedono poi passare alcune persone, ma all'apparenza nessuno sembra fare nulla. Mi auguro che queste persone che hanno assistito a questi eventi decisamente fastidiosi, raccapriccianti, insomma, chi più ne ha più ne metta, abbia avuto quantomeno il buon senso di interpellare immediatamente le forze dell'ordine.
Ed anche il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, è intervenuto sulla questione di queste bande di ragazzini. La vita non è come stare di fronte a un videogame. Dopo aver distrutto tutto, non si inizia di nuovo a giocare. Sono queste le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, intervenuto, come il prefetto e il sindaco della città lagunare, sul fenomeno delle baby gag che nei giorni scorsi hanno terrorizzato Venezia e Mestre. Un fenomeno che interpella la nostra società, che non può mettere in questione solo questi ragazzi che obiettivamente hanno sbagliato. La tematica deve essere portata a livello educativo. Il patriarca chiede una riflessione a 360 gradi. Capire soprattutto quali soggetti nella filiera educativa sono venuti meno. Io penso che un dialogo fermo con i genitori sia importante. Mi pare anche che alcuni di questi ragazzi siano molto vicini alla maggiore età, quindi la cosa preoccupa particolarmente. Il fenomeno, secondo Moraglia, non deve essere affatto sottovalutato. E non possiamo qualificare questi comportamenti semplicemente come degli errori di bambini o ragazzate. Quindi credo che la nostra società debba interpellarsi sul concetto di libertà. Ancora il patriarca. Credo anche che dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, ma dobbiamo soprattutto, innanzitutto, prima di tutto, responsabilizzarli. Ed ora l'inchiesta sui fondi neri alimentati dalle aziende del nord-est. Sarebbero oltre un centinaio gli imprenditori finiti nella lista in mano alla Procura di Venezia. La vicenda Mose non finisce mai di stupire. Il commento pare sia di uno degli investigatori che dal 2014 stanno portando alla luce l'intera vicenda di tangenti legate ai cantieri più grandi e più esosi d'Europa. E come tutte le inchieste, quando inizi a scavare emergono altri filoni di indagine, che nello specifico è una vera e propria organizzazione per la gestione del nero del nord-est. Perché da qualche settimana è il mondo imprenditoriale veneto e non solo sotto esame della Guardia di Finanza. 100-200 nomi, più o meno noti tra i capitani d'azienda, fanno parte di una lista di evasori fiscali per importi davvero importanti. E tutto con al centro una vera e propria macchina dell'esportazione valutaria verso la Svizzera e da lì nei vari paradisi fiscali sparsi in tutto il mondo. I riferimenti individuati dai finanzieri portano a Padova dal commercialista Paolo Venuti, uomo di fiducia di Giancarlo Galan, ex Doge Veneto, che ha patteggiato per le tangenti Mose. Fiamme gialle che arrivano qui proprio sulla scia del denaro intascato e che qui incrociano altri 3 nomi, quelli dei commercialisti Penso e di Filippo Manfredi Sammartino di San Germano d'Agilé, intermediario finanziario svizzero. Ed è qui che salta fuori la lista degli evasori, molti dei quali, va detto, hanno successivamente utilizzato lo scudo fiscale per far rientrare il denaro. Niente proventi di droga o armi, solo nero in tagli da 50 a 100.000 euro che partivano con corrieri da Dolo o Scorzè per poi rimbalzare in conti correnti o altre piattaforme finanziarie in tutto il mondo. Denaro che poi finiva in investimenti immobiliari a Dubai o aziende in Romania. Milioni e milioni di euro, in parte anche bruciati in aziende poi fallite e dissolte nel nulla, in quel rischio d'azienda che gli imprenditori veneti conoscono molto bene. E Galan? Lui avrebbe avuto memoria solo per il conto da 1,5 milioni di euro di tangenti Mose che i finanzieri ritengono finiti nel conto di Veneto Banca, con la K perché è croata. Fisco, operazione della Guardia di Finanza di Adria, fatture false per 20 milioni di euro ai domiciliari, 3 imprenditori. Frode fiscale, 3 imprenditori sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Adria che ha accertato l'emissione di fatture false per 20 milioni di euro. Gli indagati, tutti agli arresti domiciliari, avrebbero costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Le indagini, avviate nel 2018, avevano portato alla denuncia di 11 persone e poi al sequestro di 460.000 euro. Il metodo era quello delle ormai note società cartiere. Venivano infatti costituite una serie di società fittizie operanti nel settore della commercializzazione di auto e bevande, utilizzate come filtri per mettere sul mercato beni a prezzi decisamente inferiori a quelli di mercato in quanto privi di IVA. Le società venivano subito liquidate creando un continuo intreccio di schemi ideato apposta per rendere sempre più difficoltose le verifiche tributarie. Il giro di fatture false accertato dai finanzieri è di 20 milioni di euro.
È la giornalista reggiana Sabrina Pignedoli, consulente della Commissione Antimafia, la capolista per il nord-est alle europee scelta dal Movimento 5 Stelle. L'annuncio oggi da parte del vice premier e capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio. Le altre capoliste, tutte donne, come promesso, sono Alessandra Todde per le isole, Chiara Maria Gemma per il sud, Daniela Rondinelli al centro e Maria Angela Danzi nel nord-ovest. Ed intanto continua a far discutere l'addio polemico di Elisabetta Gardini a Forza Italia. Ieri sera a 20:10 il deputato azzurro Raffaele Barato ha lanciato un messaggio proprio alla Gardini a poche ore dall'annuncio. Sentiamo. Ma Elisabetta sicuramente è una persona brava che ha fatto tanto per il partito, mi dispiace, mi auguro che ci ripensi perché sicuramente una come lei all'interno di Forza Italia serve. Dispiace che succedano queste cose qua, soprattutto a una vigilia di una campagna elettorale importante come questa delle europee, però dispiace che venga detto queste parole all'interno di un partito che credo che anche lei fino a qualche giorno fa stimasse soprattutto il Presidente Berlusconi. Poi dire che il Presidente Berlusconi sia attorniato delle persone che non decida lui, credo che questo sia davvero un po' troppo da dire, perché credo che Berlusconi abbia sia la possibilità che anche la forza di poter decidere senza dover far decidere gli altri. Dopodiché anche certe parole dette verso il vicepresidente Tajani credo che non vada sicuramente nel verso giusto, soprattutto detto da chi fa parte da tanti anni e da chi che tutto sommato ha avuto anche da questo partito. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Per eliminare le barriere architettoniche, Padova si dota di un PEBA. Sentiamo di cosa si tratta. Padova si doterà di un PEBA e lo farà entro settembre. Se non avete mai sentito nominare un PEBA in vita vostra avete solo ragione, perché si tratta di una misura decisa da una legge di 33 anni fa e che praticamente nessuna città porta a compimento, il piano delle eliminazioni delle barriere architettoniche. In poche parole, prima si studia come fare e poi lo si fa. Sembra una banalità, ma in una città tutti si muovono più o meno a vista quando si eliminano le barriere architettoniche. In questo caso il PEBA dovrebbe individuare quelle barriere che impediscono il libero accesso agli edifici pubblici, scale, parcheggi, marciapiedi, percorsi, corridoi e così via. E serve non solo per chi ha disabilità, ma anche, per esempio, per gli anziani che hanno problemi di deambulazione. Questo è uno strumento che non va solo a rivolgersi a persone con disabilità, ma anche a chi col tempo può avere limitazioni di mobilità. È uno strumento per la città, e non solo per una categoria di persone. Il PEBA fa proprio questo, quindi mappatura, un censimento, un piano delle barriere esistenti ad oggi in città, le classifica tipologia per tipologia e individua una strategia per poi affrontarle e superarle. Il piano sarà redatto dopo aver ascoltato i cittadini anche attraverso l'uso dell'app Padova Partecipa. In mostra documenti e disegni unici di Federico Fellini a Padova sempre è l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il secolo dalla nascita del maestro del cinema. Il ritratto di un giovane Fellini di Elisabetta Catalano accoglie i visitatori ai musei eremitani per la prima mostra verso il centenario, l'apertura delle celebrazioni per il secolo della nascita del più grande maestro del cinema italiano, 2020.
La mostra raccoglie non solo icone, a cominciare dalla galleria dei manifesti originali e disegni, ma anche preziosissimi appunti, note di produzione, conti, organigrammi, documenti fantastici per immergersi nella storia del cinema. E che cinema! 5 Oscar, 4 per i film e il più meritato dei riconoscimenti alla carriera mai visti a Hollywood. Il Leone di Venezia campeggia sovrano e lussoso, viene da Casanova, la pellicola che con Donna Sutherland più celebra i colori della Serenissima, congeniali al maestro, supportati da costumi splendidi, lui romagnolo ma assorbito anche dalla pianura verso foschie comuni a Emilia, Romagna e Veneto. Dico che una connotazione che non mancava mai nei film di Federico era il rumore del vento e la nebbia, che sono tipiche, come ha detto lei, anche della pianura padana, no? Sono degli elementi che probabilmente lui, anche se è partito dalla Romagna che aveva solamente 19 anni, li ha poi ricreati sempre dentro il suo Teatro 5. Abbiamo chiesto a Francesca, nipote del maestro, un suo personale trailer. Perché vedere Amarcord se non lo sei mai visto? Amarcord è stato amato in tutto il mondo perché Federico, insieme a Tonino Guerra, è riuscito a raccontare la storia di un borgo attraverso le 4 stagioni, e questo è qualcosa che unisce tutte le popolazioni del mondo, dove c'è amore, dove c'è invidia, dove ci sono storie, dove ci sono tanti personaggi che in qualche modo si possono riconoscere, e quindi racconta la storia di Titta, della sua famiglia, racconta un passaggio del Rex da Rimini che, come diceva Tonino Guerra, non c'è mai stato, cioè loro sono stati talmente bravi con Tonino Guerra da far credere a tutto il mondo che il Rex una notte sia passato da Rimini. Beh, questo secondo me è davvero magia del cinema. Ed è questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La seconda domenica di aprile sarà caratterizzata ancora dal maltempo, insomma la pioggia ci terrà compagnia per tutta la giornata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma via via più frequenti, un po' ovunque, localmente alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime decisamente più fresche, oscillanti invece tra 9 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata risulterà perturbata sin dal mattino con precipitazioni sparse, tuttavia meno probabili sulle pianure, più frequenti invece sui monti. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge frequenti e localmente anche intense. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime oscillanti tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.